Oggi è sabato 1 agosto 2020. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 1 agosto 1931. Nei cantieri navali Ansaldo di Sestri Ponente, alla presenza del re Vittorio Emanuele III e della regina Elena, che ne è la madrina, viene varato il transatlantico Rex. Con i suoi 268,2 metri di lunghezza, i 29,5 di larghezza e i 37 di altezza, è il più grande transatlantico mai costruito. Questo record resisterà fino al 1991, quando verrà varato il Costa Classica. La nave ha 12 ponti e può accogliere 2.261 passeggeri, più un equipaggio di 80 marinai, 112 macchinisti, 400 tra camerieri e cuochi, 11 professori d'orchestra, 2 bagnini, 15 pompieri e un argentiere. Partito da Genova il 10 agosto 1933 sotto il comando di Francesco Tarabotto, il Rex conquista il Nastro Azzurro, riconoscimento non ufficiale attribuito alla nave passeggeri che detiene il record di velocità media di attraversamento dell'Atlantico, in regolare servizio e senza scali di rifornimento. Il record dura fino al 3 giugno 1935, quando lo conquista il transatlantico francese Normandie. Nel 1940, dopo l'entrata in guerra dell'Italia, il Rex viene dapprima ormeggiato in un porto ritenuto sicuro, Genova. Poi, quando gli alleati bombardano il capoluogo ligure, viene spostato verso il porto di Trieste. L'8 settembre 1944, mentre il Rex si trova vicino Capodistria, viene bombardato dai ricognitori della Royal Air Force del Regno Unito. La nave brucia per 4 giorni, poi affonda. Ogni giorno può lasciare un segno indelebile. Viverlo con lo spirito giusto può renderlo tale. Secondo uno studio dell'Iowa State University, 12 minuti al giorno per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini sollevano il morale e rendono più felici. Rivolgere un pensiero a chi abbiamo nel cuore o a chi compie gli anni, inviandogli questo minuto di racconto, può essere un'occasione per cominciare bene i nostri 12 minuti di oggi. Buona giornata.